radiopadania.org. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Va ora in onda Giovani Padani. Buonasera a tutti, un caro saluto da questo estremo lembo orientale della Padania, mandi a Duc dal Friuli Venezia Giulia. Ecco qui, torniamo dopo qualche settimana di assenza nel nostro consueto spazio Movimento Giovani Padani del Friuli Venezia Giulia, che piano piano si sta trasformando in una vera e propria finestra sul Friuli Venezia Giulia, qui da questo estremo lembo orientale, un territorio di cui soltanto in tempo di elezioni i grandi partiti di massa si ricordano, e quindi abbiamo assistito in questi giorni alle varie passerelle del Renzi qui nel nostro territorio, e di altri personaggi che purtroppo qui, purtroppo o meglio, non si vedono mai. E tra pochi giorni andremo a votare per le elezioni europee, andremo a votare per le amministrative, per rinnovare consigli comunali, per eleggere i sindaci. Io volevo un attimino, prima di passare ai nostri ospiti, agli ospiti di questa serata, a dare un paio di dritte su come si vota alle europee. Però prima vorrei ricordare i numeri per intervenire in diretta, quindi 0266203529 e per gli sms 346 64 27 756. Allora, come saprete tutti, il 25 maggio si vota dalle 7 alle 23 e quindi non più fino alle 22 come era prima, per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Quindi dobbiamo dire che il voto non si svolgerà nello stesso giorno in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma le schede saranno scrutinate e i risultati resi noti in contemporanea la sera del 25, quando le urne saranno chiuse ovunque. L'Italia elegge 73 eurodeputati spartiti tra 5 circoscrizioni, nelle quali la legge elettorale in vigore per le europee divide il nostro paese. Abbiamo l'Italia nord-occidentale, costituita da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, che ha 20 seggi. L'Italia nord-orientale, formata da Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna, 14 seggi. Italia centrale, formata da Toscana, Umbria, Marche e Lazio, 14 seggi. Italia meridionale, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, 17 seggi, e l'Italia insulare, formata ovviamente da Sicilia e Sardegna, per un totale di 8 seggi. Allora, gli elettori si troveranno, tutti noi, di fronte ad una scheda di colore diverso per ciascuna circoscrizione, quindi grigio per l'Italia nord-occidentale, marrone per l'Italia nord-orientale, rosso per l'Italia centrale, arancione per l'Italia meridionale e rosa per l'Italia insulare. Quindi all'interno troverete i simboli di tutte le liste ammesse, affiancate da 3 linee sulle quali è possibile esprimere le preferenze. Quindi per votare, segnatevi questo, bisogna segnare con una X il simbolo della lista prescelta, e se si vuole scrivere sulle righe a fianco il cognome o nome e cognome del o dei candidati, da 1 fino a un massimo di 3. Nel caso in cui si decida di indicare i nomi di 3 diversi candidati, almeno uno di questi deve essere di genere diverso dagli altri 2. Quindi 2 uomini e una donna, oppure 2 donne ed un uomo. In caso contrario, la terza preferenza indicata sarà annullata. Esempio pratico: se indicate 3 uomini, la terza preferenza sarà scartata. Quindi i seggi sono assegnati con sistema proporzionale a livello nazionale tra tutte le liste che hanno riportato almeno il 4% dei voti validi. Chi rimane al di sotto di questa soglia non otterrà nessun seggio.
Quindi mi raccomando, domenica 25 in massa alle urne e sapete a chi dare il vostro voto. Prima di passare al nostro primo ospite... C'è una chiamata in attesa. Che lo abbiamo in attesa, grazie al grandissimo Roberto Colombo, sempre preciso, che ci assiste da 7 anni a questa parte. Ed è veramente un piacere, Stefano, ma ti segnalavo che c'è un ascoltatore in attesa, oltre ovviamente all'ospite. Bene, allora quindi ascoltiamo l'ospite. Buonasera e benvenuto. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera a tutti, sono Piero. Vi rubo 2 minuti perché siete i giovani per dirvi quello che mi è successo domenica. L'ho già detto prima, lo dico a voi perché siete di casa. Un ragazzo di Pordenone, non ho il nome perché ho poca memoria, so che è un donatore di sangue. Io stavo facendo le foto per il mio gruppo del Piemonte, delle fotografie per la Durata del Pini, lui aveva quel bellissimo stemma del Friuli. Gli ho chiesto, me lo regali? Lui è sceso alla tribuna, l'ha smontato, me l'ha regalato, l'ho baciato e me lo sono messo portato via. Ha dimostrato già l'amore che io ho per il Friuli. Lì mi ha dato ancora più la conferma dell'ospitalità. Grazie a questi ragazzi giovani. Mandi buona serata a tutti. Ciao. Mandi Piero e spero di poterla riascoltare appresso. Quindi questa telefonata dimostra, diciamo, il grande amore della gente del nord per le varie nazioni che formano la Padania. Allora, prima di annunciare l'ospite, io ricordo a tutti, per chi non l'avesse fatto, di andare sul sito bastaeuro.org e scaricare l'ottimo manuale del professor Borghi. Ma ora adesso do lo spazio, do la parola al nostro ospite. Mi scuso per averlo fatto attendere, ma tutte queste precisazioni erano doverose e quindi le ricorderemo anche venerdì prossimo. C'è anche un'ascoltatrice. Marco Clems della Lega Nord Trieste. Ciao Marco e benvenuto. Ciao Stefano e buonasera a tutti gli ascoltatori. Benvenuto Marco, e prima di darti la parola c'è un'altra ascoltatrice in attesa che l'ascoltiamo volentieri. Prego, buonasera e benvenuta in trasmissione. Ecco, io sono Alda di Cornaredo, ma però nativa di Gorizia. Faccio un appello ai Ciarniei, a udinesi, triestini, goriziani. Andate a votare. Mi raccomando, una mano sulla coscienza, andate a votare e cercate di essere onesti nel votare. Ciao, ma giusti? Dimmi ciao Alda. Un bacione. Grazie Alda, grazie per il tuo Franco di Gorizia e mia sorella di Gorizia che mi sta ascoltando. Bene, grazie Alda, a presto e buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ecco, questo sta a dimostrare che la trasmissione dei Giovani Padani è ascoltatissima e anche, diciamo, il suo zoccolo duro di ascoltatori che ci seguono sempre. Marco, adesso cominciamo a parlare un po' noi. Allora, Marco, siamo in momento di par condicio e quindi non possiamo parlare di programmi, non possiamo parlare di tutti argomenti inerenti alla tua candidatura, però io volevo chiederti una cosa: umanamente cosa ti sta dando questa campagna elettorale sul territorio, in un comune carsico come Sgonicco? Ma diciamo che effettivamente è una situazione nuova per me e mi sta portando a conoscere delle situazioni che magari prima non conoscevo e non ero al corrente. Il contatto con la gente soprattutto, cioè quando si va in giro per i comuni carsici, che sono tanti piccoli comuni, o c'è il comune principale con tante piccole frazioni, ti ritrovi in una realtà vicina alla città ma allo stesso tempo distante e quindi devi trovare le persone, andare a parlare con loro direttamente, suonare i campanelli perché sennò nessuno, non è che vedi tanta gente in giro. E quindi c'è un contatto umano, ecco, oltre che anche scoprire zone del Carso che magari non vengono frequentate normalmente. Ecco, ma Marco, di cosa ha bisogno il territorio della provincia di Trieste?
Allora, senza entrare in argomenti troppo politici, diciamo, attenzione. Bisogna dare attenzione a quelle che sono zone che bene o male sono state lasciate un po' a se stesse per decenni. C'è richiesta da parte dei cittadini di essere considerati non solo dalla politica in generale, ma anche proprio dai media. Una cosa di cui io mi sono reso conto in questi giorni è che leggendo l'unico quotidiano locale viene dato pochissimo spazio ai comuni della provincia e quindi le persone insomma chiedono anche questo, no? Certo Marco, adesso passiamo un attimo alla politica interna di questo disgraziato paese. Come vedi le azioni di Renzi, la situazione Mare Nostrum, la situazione di questi clandestini, il lavoro che manca, una moneta sbagliata come l'euro? Allora la situazione è sotto gli occhi di tutti quanti gli ascoltatori, la vediamo quotidianamente. Io ho una piccola azienda commerciale, un piccolo esercizio commerciale, la crisi c'è, si sta aggravando se possibile, nonostante tutti quanti quei personaggi dei finto politici economici che esistono, che parlano, cioè dicono che sì, c'è la ripresa, i dati ci sono positivi, puntualmente smentiti. Io lo vedo nella mia attività, l'euro ci ha massacrato per tutti questi anni, abbiamo la prova sotto gli occhi a fine mese, quando la gente non arriva a pagare le bollette. Renzi è un venditore di fumo, è un ragazzotto messo lì dalla politica, dai suoi parenti che comunque erano già dei politici ben introdotti, con l'accento toscano fa finta di essere simpatico, ma appena viene messo alle strette si vede tutta la sua arroganza. Cos'altro posso dirti? Mare Nostrum, ma lasciamo perdere, no? Cioè, non serve dire niente su Mare Nostrum, cioè, è la più grande stupidaggine fatta da un ministro degli interni che ci sia mai visto in questo paese. Cioè, andiamo a prenderceli nei paesi da cui scappano o da cui partono e paghiamo noi con le nostre tasse per queste persone. È ora di finirla. Ecco, quindi la nostra marina militare fa da aiuto agli scafisti. Bene, Marco, fa da servizio taxi per i servizi. Bravo. Marco, ti ringrazio della tua presenza e a risentirci a presto. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera. Marco Clems della Lega Nord di Trieste, intanto che il buon Roberto Colombo ci chiama il nostro secondo ospite, volevo fare un attimino un paio di considerazioni su Pontida, che diciamo passata qualche settimana, però devo dire che è stata una carica veramente grandiosa, momenti commoventi come non ho mai vissuto, e sinceramente il nostro pensiero è stato per tutte quelle persone, per tutti quei leghisti che non ci sono più, e finché il loro pensiero sarà nei nostri cuori, loro non moriranno mai. Roberto, abbiamo forse il nostro secondo ospite già in linea? Pochi istanti, Stefano. Va bene. Quindi andiamo un attimo a commentare le notizie di oggi. Quindi abbiamo assistito, come è stato anche riportato ovviamente anche un po' di minuti fa dalle nostre frequenze, della bagarre che è avvenuta alla Camera. Quindi per quanto riguarda l'operazione Mare Nostrum, di cui diciamo ne abbiamo parlato anche poco fa con Marco Clems, solo la Lega difende il cittadino. Qui ormai diciamo siamo veramente in un periodo di invasione totale, incontrollata, inarrestabile. Non ci aspettano tempi facili se
la politica nostrana continua a mettersi le fette di mortadella sugli occhi. Poi prosegue diciamo, il viaggio del nostro segretario federale Matteo Salvini per le regioni della Padania. È stato martedì 13, 3 giorni fa, qui in Friuli Venezia Giulia. Ha toccato ad esempio il comune di Monfalcone, dove ha anche incontrato persone, diciamo, in cassa integrazione, con le quali, diciamo, si è confrontato. Tantissime persone, anche non leghiste, erano presenti al presidio in piazza e hanno potuto parlare tranquillamente con Matteo Salvini, che dimostra ancora una volta di essere un grande leader, un grande uomo politico che è vicino alla gente, non come certi personaggi inarrivabili. Roberto, forse abbiamo il nostro ospite? Sì, Stefano è con noi il secondo ospite. Allora quindi io do il benvenuto per questi ultimi minuti di trasmissione al grandissimo Franco Zotti, capogruppo della Lega Nord in provincia di Gorizia. Ciao Franco, benvenuto e buona Padania. Buonasera a tutti e contraccando la buona Padania, mi raccomando, fate i bravi. Facciamo i bravi, perché il 25 di maggio noi sappiamo già cosa fare. Franco, come dicevo anche al primo ospite, non possiamo parlare di programmi, non possiamo parlare perché siamo in un momento di par condicio, però volevo chiederti, tu che sei candidato sindaco in un piccolo comune come Capriva del Friuli, cosa ti sta dando questa campagna elettorale dal punto di vista umano? Ma io ti dico, io sono molto impegnato, dormo poco e sono anche un po' preoccupato, perché d'altronde io sono un tipo che quando si impegna sulle cose vuol andare fino in fondo, no? Non a caso tutto si Parigi-Dakar, quindi insomma sono uno che non c'ha limiti. Girando proprio per le strade ti rendi conto dei problemi che ha questo paese, insomma, ecco, tutto lì, la gente ti ferma, piacere di conoscerti, di parlare, la gente ha bisogno del contatto umano, ecco, io dico anche a tutti gli altri. Pronto? Mi sentite? Sì, Franco, ti sentiamo bene chiaro. No, perché tanto mi arriva che bip sarà qualcuno, sarà Renzi che ci manda i primi, i macumba. Comunque ti dico, è un'esperienza bellissima che, trovo a ripetere, è molto dispendiosa quanto riguarda la forza, perché devi sempre stare lì a correre in giro, a parlare, ad essere gentile, a pensare, a inventarci qualcosa. Però ti provo a ripetere, io spero di fare un bel risultato, d'altronde ce la giochiamo. Sì. Franco, volevo chiederti un parere. Io vedo comunque che la gente che viene ai gazebo per firmare i referendum, per prendere il manuale Basta Euro, io leggo nei loro occhi un sentimento tra la speranza, però anche una certa paura per il futuro. Riscontri anche tu questa cosa? Ma io non mi rendo conto, ti giuro, io parlo con la gente ore e ore, sia sul lavoro, io guido l'autobus, quindi ho tanti contatti. La gente è ancora convinta che l'euro è una moneta forte e automaticamente salva i problemi del mondo. Non ha ancora capito invece che purtroppo siamo poveri proprio per colpa di questa moneta. E non è facile far capire a questa gente, ha paura del mutuo, io devo ancora 50.000 euro e dopo mi verranno a pagare 200.000 euro, cioè la gente ha queste paranoie qua, nonostante che abbiamo fatto di tutto e di più, la gente ha ancora questa paura. Io spero Franco, che scusami che abbiamo un ascoltatore in linea, buonasera e benvenuto. Pronto? Prego. Buonasera. Buonasera a lei, con chi abbiamo il piacere di parlare. Luciano, quando sento parlare i giovani in questo modo, torno indietro di 60 anni. State attenti, la mia proposta è questa, siete meravigliosi. Ma perché non prendete contatti con le segreterie di Padova, Treviso, Verona, di fare anche sentire la voce di giovani leghisti veneti? Allora, grazie all'ascoltatore, e quindi prenderemo in seria considerazione la sua proposta. Comunque noi giovani padani di tutte le nazioni del nord, noi siamo già a sistema.
Franco, purtroppo abbiamo l'ultimo minuto a nostra disposizione, te lo concedo per un saluto. Allora, vi dico solo una cosa, mia nonna è morta nel 1996, aveva quasi 100 anni e mi ha detto queste parole qua: ricordati, se tornano i centesimi, torna la miseria, e difatti si è verificato questo. I vecchi sono dei saggi, quindi dico a tutti quanti, mi raccomando, andate a votare, mi raccomando, votate per quel movimento che sta tutelando voi stessi e noi stessi. Pensa ai nostri figli. A Gorizia sono arrivati altri 50 persone extracomunitarie che non sappiamo nemmeno dove metterla. Ecco, torneremo su questi argomenti nelle prossime puntate, quindi tienti sempre pronto. Io sono pronto e domani c'è il banchetto a Gorizia, sabato e domenica abbiamo il banchetto a Gorizia, quindi mi raccomando, quelli che devono ancora firmare, i goriziani, venite a firmare. Vi ringrazio di cuore, in bocca al lupo, ciao. Ciao Franco, allora io approfitto per salutare tutti, adesso ascolteremo una bellissima canzone dei Gathering Saturnin, io vi saluto, vi do l'appuntamento venerdì prossimo sempre dalle frequenze di Radio Padania Libera, mandi a Duce, ciao!